Sì, sì. Consigliere Darè può passare il badge, consigliere Rosset può passare il badge, consigliere Gomiro non c'è, Bruno, bravo, spettacolo, basta, siamo a posto. Bene, apriamo questa sera in netto ritardo la 49esima seduta del Consiglio Comunale di martedì 2 maggio 2023. La seduta pubblica può essere anche vista in diretta sul canale televisivo della Tenda TV ed è visibile anche sulle smart TV e su internet. Passo la parola al segretario per l'appello. Bagliana Mirella, Casagrande Andrea, Dareggian Antonio, De Antoni Giulio, De Bastiani Alessandro, De Nardi Barbara, Dus Marco, Comiero Maurizio, Miatto Antonio, Pagotto Alberto, Parrella Roberto, Lasera Gianni, Rosset Mario, Salezze Silvia, Sant'Antonio Paolo, Presente. Tonon Roberto e Varaschin Gianni. Numero legale, ci siamo. Bene, nominiamo gli scrutatori. Pagotto, va bene, Rasera, bene, e Bagliana, Mirella, grazie. Bene, se c'è qualche comunicazione, sindaco, assessori, niente. Per oggi nulla, apriamo i lavori. Allora, partiamo col punto numero 1 all'ordine del giorno, rendiconto della gestione 2022 e relazione sulla gestione, approvazione. Lascio la parola al vice sindaco Posocco, ecco, che la lascia al dottor Sarri per l'illustrazione del rendiconto di gestione. Ecco, mettiamo il dottor Sarri nella postazione degli ospiti, perché altrimenti nella postazione degli ospiti. Microfono. Microfono. Badge. Microfono. Chiediamo il messo se ha il badge degli ospiti. Grazie. Grazie. Lascio la parola al dottor Sarri, che è il responsabile della ragioneria. Prego, dottor Sarri. Allora, perfetto. Grazie, buonasera a tutti. Cercherò di essere il più breve possibile relativamente all'introduzione del punto all'ordine del giorno, che è il rendiconto per l'esercizio 2022. Allora, ci eravamo lasciati
al termine, con il precedente responsabile, al termine dell'anno, con un bilancio assestato che pareggiava 50 milioni di euro, precisamente 50.379,200. E quindi questo è quello che vedete, sostanzialmente è il bilancio approvato dal Consiglio Comunale nell'anno 2022 più tutte le variazioni effettuate nel corso dell'anno. Per fare questo, vediamo cosa, fermo restando quindi il dato di previsione che abbiamo visto nella slide precedente, andiamo ad analizzare cosa è successo durante l'anno. Premetto subito che mi focalizzerò il mio intervento, come quello che è successo anche in Commissione, nel cercare di spiegare come mai l'avanzo d'amministrazione che avete visto è particolarmente cresciuto rispetto all'esercizio precedente. Allora, l'andamento delle entrate di competenza, siamo partiti con previsioni definitive di circa 41 milioni di euro per fare accertamenti di 29.000 euro, di questi 29 milioni di euro, sto leggendo la riga in fondo, di questi 29 milioni ne abbiamo incassati 24, quindi 5 milioni sono circa le somme che dobbiamo ancora riscuotere, e questa colonna evidenzia la differenza che tra l'altro mi è stata anche chiesta in commissione consigliare, con la promessa di essere un po' più preciso, evidenzia la differenza tra le nostre previsioni definitive e le somme accertate, quindi quello che di fatto il delta, quindi il gap tra previsioni e accertamenti. Il grafico che segue vi permette di vedere un po' meglio quello che è stato visto un attimo nella slide precedente, nel senso che in questa colonna abbiamo le previsioni, in questa colonna, in questo istogramma abbiamo gli accertamenti, questa è la differenza, quindi quello che non è stato accertato, e queste sono le riscossioni e questi sono i residui da riportare. Se sommiamo questa somma qui, lo mettiamo qua sopra, qui si va a pareggio, come se questo quadratino qua lo si mette qui sopra, questo pareggia con la previsione, insomma. Allora, mi soffermerei un attimo sulle entrate in conto capitale e non mi preoccuperei più che altro della grossa differenza tra la previsione e l'accertamento, per un motivo più che altro tecnico, perché nella nostra contabilità finanziaria degli enti locali i contributi a rendiconto, qualora non si realizzi di spesa nell'esercizio, vengono cancellati e rimessi nell'anno successivo. L'avevamo anche discusso in commissione. Quindi, allora, tutta questa differenza direi che non è che non si siano come dire, accertati i contributi a rendiconto, ma la relativa spesa non è stata effettuata nell'anno e quindi riportati all'anno successivo. Quindi non mi preoccuperei proprio, non è un'errata previsione, ecco, se vogliamo anche vogliamo riportarla in questi termini. È proprio per un meccanismo contabile di riporto dei contributi a rendiconto. Le entrate extratributarie vediamo che sono abbastanza in linea, nel senso che queste sono le previsioni e questi sono gli accertamenti. Lo stesso dicasi per i trasferimenti correnti. Le anticipazioni di tesoreria pareggiano perché fortunatamente non c'è bisogno che l'ente ricorra ad anticipazioni di tesoreria, visto che non ha nessun problema di liquidità, insomma, ecco. Quindi questo è l'andamento dell'entrata di competenza. Lo stesso ragionamento lo possiamo fare per la spesa, è esattamente identico. Partiamo da una colonna delle previsioni definitive di competenza di circa i nostri famosi 50 milioni di euro, gli impegni effettuati sulla spesa, il fondo pluriennale vincolato. Siccome il fondo pluriennale vincolato lo citeremo un po' di volte questa sera, di fatto sono somme, di fatto è un avanzo di fatto che serve a traslare somme dell'anno all'esercizio successivo perché non sono ancora giunti a scadenza e quindi non sono pagabili, quindi però di fatto
è necessario tenerlo in considerazione. Quindi impegni più fondo pluriennale vincolato, di questi 18 milioni ad esempio per spese correnti ne abbiamo pagati 14, 3 milioni rimangono dei residui e la differenza tra previsione definitiva e impegni è circa 5 milioni. Su questo andremo a fare un ragionamento dopo, perché qui dentro ci sono anche gli stanziamenti di fondi e accantonamenti che non vengono mai impegnati, confluiscono nell'avanzo d'amministrazione. E così via per le altre somme. Il titolo secondo, gli investimenti, il rimborso di prestiti è pressoché puntuale perché segue i piani di ammortamento e le partite di giro. Il grafico è simile all'altro, riporta sostanzialmente le previsioni della spesa di competenza, gli impegni col fondo pluriennale vincolato, i residui e così via. Come sono state fatte le spese? Il grafico sicuramente è un grafico che trovate nella nota integrativa. Io ho voluto riassumere tutti gli impegni ed è anche un allegato al rendiconto. Ho voluto riassumere dove sono state impegnate, quindi i debiti che sono stati fatti, nell'intero bilancio distribuito per missioni. Quindi la fetta più grossa della nostra spesa corrente è stata spesa per i servizi generali, a seguire l'istruzione e il diritto allo studio, i diritti sociali e politiche per la famiglia, i trasporti e il diritto alla mobilità,